Even if I tried, even if I wanted to, and I can't change. Even if I tried, my love, my love, my love, she keeps me warm. She keeps me warm. She keeps me warm. My love, my love, my love, she keeps me warm. She keeps me warm. She keeps me warm. Even if I tried, even if I wanted to, and I can't change. Even if I tried, my love, my love, my love, she keeps me warm. She keeps me warm. She keeps me warm. My love, my love, my love, she keeps me warm. She keeps me warm. She keeps me warm. Pomeriggio, siamo qui per commentare la seconda partita di giornata, Titans contro Nottingham Forest B, con la vittoria che ha visto la vittoria dei Titans per 4-3, nonostante l'iniziale vantaggio da parte di Nottingham Forest B, di cui abbiamo qui presente il capitano Lopresti, con cui adesso andremo a commentare la partita. Allora, come la giudichi questa vostra prestazione di oggi? Un'ottima prestazione, abbiamo giocato poco, un po' di confidenza, in classifica lottato, però abbiamo provato a vincere, stiamo vincendo, purtroppo la situazione è stata vera. Diciamo che la partita doveva essere per voi, poteva essere un po' più semplice dal fatto che ai Titans mancava il portiere, mentre così non si è rivelata poi una defezione molto importante, diciamo, per loro, tant'è che sono riusciti a vincere. Come vi ponete per il campionato in senso di classifica? Cerchiamo di arrivare secondi, anche se è molto difficile, ci proviamo. Va bene, grazie. Ciao. Ricordiamo inoltre gli altri premi personali. Il miglior portiere è stato dato a Marcianò per le numerose parate effettuate, soprattutto quando si trovavano in vantaggio cercavano di difendere il risultato.
Miglior difensore dato da Ardizzone, che ha compiuto un paio di interventi davvero importanti e decisivi dalla loro parte, importanti soprattutto perché l'assenza del portiere ha fatto sì che il ruolo del difensore fosse ancora più decisivo. E il premio Fantasia è stato dato a Giorlando, che è stata davvero l'arma in più per i Titans e quindi ha permesso di vincere la partita. Ricordiamo che per vedere il video e commento della partita dovete andare sul sito www.omniaevent.it. Ciao e alla prossima!